Quindicenne della Bassa Padovana accusa il parroco di averlo molestato, il sacerdote ha processo a settembre, la decisione del giudice nel frattempo viene sospeso. Neonato muore all'ospedale San Martino di Belluno, equipe di medici ostetrici indagata per omicidio colposo, stamane l'autopsia sul corpicino della vittima. Cadavere di una giovane donna sui binari tra Latisana e Portogruaro, bloccata per 2 ore la linea Trieste-Venezia, pesanti disagi, indagini sulla tragedia, forse un gesto estremo. Tenta di togliersi la vita gettandoci addosso un'auto in corsa e dopo un mese riceve a casa una multa perché era passata senza servirsi dell'attraversamento pedonale. Sfruttando le nuove possibilità legislative del decreto Minniti, a 5 bengalesi è stato imposto di lasciare Caorle per almeno 48 ore applicando il cosiddetto DASPO urbano. Costringe la colfa a rapporti sessuali ricattandolo con un filmato hard, 50enne veronese finisce a processo dopo la denuncia della donna. È guerra aperta tra il comune di Bassano del Grappa e i frati cappuccini, causa del contendere la bolletta dei rifiuti, i sacerdoti contestano gli importi a suon di ricorsi. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre, come avete visto e sentito dai titoli, con la cronaca di una denuncia di un quindicenne della Bassa Padovana che accusa il parroco di averlo molestato, i fatti risalenti a un anno fa, e ora la vicenda finisce in tribunale, il parroco sotto inchiesta e nel frattempo sospeso dalla curia. Un unico episodio che però avrebbe sconvolto il ragazzino, che ha raccontato poi tutto ai genitori. È accaduto un anno fa, nel luglio del 2016, quando un parroco della Bassa Padovana avrebbe molestato il quindicenne che frequentava la parrocchia. I genitori, scossi dal racconto, hanno così deciso di denunciare tutto ai carabinieri e da lì è partito l'iter giudiziario. Un iter che si è concluso, o meglio che è arrivato in tribunale, perché la conclusione è ancora lontana. Si è svolta infatti l'udienza preliminare a Padova con il parroco accusato di violenza sessuale. Il giudice ha deciso per il rinvio al 12 settembre, quando si parlerà di intercettazioni telefoniche che la difesa non vuole siano utilizzate, e poi al 28 settembre, quando il magistrato prenderà la sua decisione. Intanto il vescovo ha imposto al sacerdote un anno sabbatico in attesa che si concluda la vicenda giudiziaria. Il parroco respinge completamente l'accusa, affermando che i fatti sono stati completamente travisati. Inoltre i suoi legali sostengono che il minorenne è stato sentito senza che venissero rispettate tutte le regole per casi come questi, dalla presenza di esperti alla registrazione del colloquio. Poi, una volta concluso il processo, probabilmente la curia deciderà il da farsi e quale sede futura sarà prevista per il parroco. Tragedia all'ospedale di Belluno, lunedì un bimbo è morto durante il parto, ora la procura indaga medici ed ostetrici. In questi minuti è in corso l'autopsia sul corpicino del piccolo per sapere cosa è accaduto. È in corso in questi minuti l'autopsia sul corpicino del bimbo morto durante il parto all'ospedale San Martino di Belluno. Servirà per capire le cause del dramma che lunedì ha strappato la vita al piccolo proprio nel momento che doveva essere di gioia immensa per i genitori. Ora è indagata per omicidio colposo l'equipe medica che lunedì mattina è stata impegnata nel delicato intervento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna, straniera ma che ha un compagno bellunese, si è presentata all'ospedale nel reparto di ostetricia e ginecologia per un parto in sofferenza. Il team di medici pare dovesse dunque effettuare un taglio cesareo, ma qualcosa è andato storto. Il bimbo, sanissimo durante l'intera gravidanza, è nato morto. La procura, che ora ha indagato medici e ostetrici, ha acquisito tutta la documentazione. L'esame autoptico dell'anatomopatologo Antonello Cirnelli servirà ora a capire cosa sia accaduto e se si potesse intervenire diversamente per garantire la sopravvivenza del bimbo. Intanto ancora drammi perché la crisi continua a mietere vittime a Venezia, un artigiano si è tolto la vita. Non vedeva via d'uscita e al termine di un periodo di depressione provocato con tutta probabilità da problemi economici, un artigiano cinquantenne, Lucio Chiaranda, socio di una ditta edile di impiantistica di Castello, si è tolto la vita nel suo ufficio. L'allarme è scattato mercoledì sera quando un suo collega, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, che una volta entrati l'hanno trovato impiccato. Durante la perquisizione è stata trovata una lettera indirizzata alla sorella che lavora in una farmacia
Lucia di Marghere, con la quale l'uomo viveva in terraferma. Le spiegava i suoi problemi di natura economica, scusandosi per il gesto estremo che aveva compiuto. Dell'episodio è stato informato anche il magistrato di turno, che pur confermando il suicidio ha deciso di far eseguire un'autopsia per fare piena luce sulla vicenda. Chiaranda era noto in città anche per la sua attività all'interno della delegazione veneziana della Federazione Italiana Sommelier Ristoratori e Albergatori. In passato, come direttore, aveva anche tenuto dei corsi per far conoscere ai partecipanti le caratteristiche dei vini. Linea ferroviaria Trieste-Venezia in tilt, chiusa per 2 ore stamane a causa del tragico ritrovamento di un cadavere di una giovane donna ai lato dei binari tra le stazioni di Latisana e Portogruaro. Il corpo è stato notato alle ore 7:20 al passaggio del Frecciarossa Trieste-Torino. Forse era stato investito da un convoglio precedente, non è escluso ovviamente il gesto estremo. Sul posto le forze dell'ordine e gli operatori sanitari per la rimozione del corpo. Pesanti ovviamente i disagi sulla linea. Trenitalia ha istituito corse sostitutive in autobus tra le stazioni di Portogruaro e Latisana, linea che è stata riaperta soltanto alle 9:20, indagine ovviamente in corso sul dramma da parte della polizia ferroviaria. E adesso a Montegrotto, dove la presenza di persone con il burkini in piscina scatena la polemica e la protesta. Un bagno in piscina col burkini, il costume intero da donna che lascia scoperti solo mani, viso e piedi, ha scatenato la protesta di alcuni frequentatori di un centro sportivo di Montegrotto. Oggetto della polemica 2 donne arrivate con una famiglia di origine nordafricana e di religione islamica che hanno utilizzato il costume provocando più di una protesta con la direzione della struttura. Anche gli uomini hanno fatto il bagno con gran parte del corpo coperto. Le proteste di alcuni clienti, che in alcuni casi hanno addirittura affermato che non torneranno più in quella struttura, non hanno comunque potuto sortire alcun effetto. Il bagno con un costume che copre quasi interamente il corpo non è vietato da alcun regolamento, hanno spiegato dalla direzione del centro, e i bagnanti si sono comportati secondo le regole. Dalle piscine al litorale siamo a Caorle, dove una delle prime volte in cui viene applicato il DASP urbano, lo consente il decreto Minniti, nuove possibilità per i sindaci, l'allontanamento in questo caso di 5 venditori abusivi dalla città. Vigili, carabinieri e guardia di finanza in azione a Caorle contro i venditori ambulanti sulle spiagge. Sfruttando le nuove possibilità legislative del decreto Minniti, a 5 bengalesi è stato imposto di lasciare la città per almeno 48 ore, applicando loro il cosiddetto DASPO urbano. Se dopo questo periodo saranno nuovamente sorpresi a esercitare il commercio abusivo, potranno essere allontanati per un periodo molto più lungo. Per individuarli, agenti e militari sono usciti in borghese per mescolarsi alla marea di turisti che in serata affollava il centro storico e il lungomare. Uno dopo l'altro sono stati fermati 5 ambulanti e sequestrati quasi 500 articoli di chincaglieria. Le nuove norme sulla sicurezza urbana, che qui hanno trovato una delle prime applicazioni contro l'abusivismo nelle località balneari, dovrebbero consentire maggiori poteri ai sindaci e alle polizie locali per salvaguardare le nostre città da degrado e comportamenti scorretti. Ed ora una vicenda davvero incredibile che viene da Schio. Siamo nel Vicentino, una donna che purtroppo tenta il suicidio gettandosi contro un'auto. Fortunatamente il suo gesto estremo non arriva a compimento, però un mese dopo la donna riceve una multa dalla polizia locale. Ci racconta tutto Carlo Inghilleri in diretta telefonica per noi. Carlo. Buongiorno da Schio, dove vi raccontiamo una storia che poteva essere una tragedia, ma che poi è sfociata davvero nell'incredibile, cioè una donna che tenta di togliersi la vita gettandosi addosso a un'auto in corsa. Fortunatamente non ci riesce, però l'impatto c'è, e dopo un mese riceve a casa la multa di 43 euro perché era passata senza servirsi dell'apposito attraversamento pedonale posto a meno di 100 metri. Nell'impatto un otto anteriore della macchina è andato in frantumi, la donna è caduta a terra riportando una frattura alla spalla e un'ampia contusione al torace, però appunto, come dicevamo, il suo tentativo di suicidio è andato fortunatamente a vuoto. Secondo la madre ci aveva già provato il giorno prima, però adesso oggi la polizia locale precisa che la sanzione è obbligata per tutelare l'automobilista coinvolto nell'investimento. Resta comunque la sensazione del paradosso. Direi che da Schio è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie a Carlo Inghilleri. Non è un paradosso invece la condanna in via definitiva per i due, la coppia responsabile, secondo la giustizia italiana, di aver ucciso Vito Lombardi. Era il 16 giugno 2016 a Villorba, nel Trevigiano. Il responso della Suprema Corte conferma per la giustizia italiana gli assassini sono loro, Amedeo Bonan e Vania Lazzarato, ma le pene restano quelle inflitte in secondo grado, 16 anni per il primo, autore materiale del delitto, e 10 anni per la seconda, per concorso anomalo. La sentenza della Corte di Cassazione mette così la parola fine al caso giudiziario dell'omicidio scoperto il 16 giugno 2016 in un campo di Villorba. Vittima Vito Lombardi, colpito alla testa da Bonan con una pietra e un mattarello e lasciato in un fossato. A mettere in discussione il verdetto era stata la stessa procura che, considerando troppo miti le condanne di Bonan e Lazzarato, aveva presentato ricorso in Cassazione, ma alla fine è arrivata la conferma della sentenza del rito abbreviato. Un omicidio violento sullo sfondo di un inquietante triangolo e di vite immerse in una situazione di degrado. Da qualche tempo i tre vivevano sotto lo stesso tetto. Vania si era separata da Bonan e trasferita stabilmente a casa di Vito Lombardi con le 3 figlie a Borgo Capriolo di Santabona. Lo stesso Bonan, però, con il pretesto di rivedere le ragazze, passava molto tempo in quella casa e spesso ci dormiva. La coppia di killer attirò Lombardi in via Polo, in aperta campagna villorbese, con il pretesto di dovergli dare dei soldi. In realtà i due coniugi volevano fargliela pagare per una lite di qualche giorno prima, dopo la quale Lombardi aveva intimato a Bonan di non farsi più vedere. Un omicidio risolto in poche ore dai carabinieri e sul quale ora cala definitivamente il sipario. Ancora cronaca giudiziaria, parliamo di un 50enne veronese a processo, c'è di mezzo una violenza sessuale e anche un ricatto hard. Il rapporto di lavoro era diventato invece un incubo perché l'uomo che l'aveva assunta come colf pretendeva da lei ben altri servizi. Rapporti sessuali, il primo dei quali filmato all'insaputa della donna, è diventato strumento di ricatto per continuare la violenza. Un 51enne di Gazzo veronese è stato rinviato a giudizio e al processo dovrà rispondere di violenza sessuale nei confronti di una donna che aveva prima conosciuto come amica e poi assunto come colf. Secondo l'accusa avrebbe costretto la vittima a sottomettersi alle sue avance sessuali sotto la minaccia di divulgare il filmato che lui stesso aveva registrato a sua insaputa del loro primo approccio sessuale. Per timore di essere diffamata e ridicolizzata davanti ad amici e parenti, la donna si sarebbe vista costretta a subire le attenzioni morbose dell'uomo in ben 4 occasioni. Una situazione che però non era più disposta a tollerare, video o non video. Per questo la colf ha avuto la forza di sporgere denuncia, avviando l'indagine che ha scoperto il ricatto. Ricerca a lieto fine fortunatamente per le 2 sedicenni scout di Scorzè che si erano perse nel mezzo del bosco a Sovramonte nel Bellunese e sono state costrette a chiedere aiuto perché erano impossibilitate a tornare sulla via giusta. Erano le 22:45 quando hanno lanciato l'allarme a 118 il soccorso alpino di Feltre. Erano partite dal lago di Schener dirette al rifugio Vederne. Grazie a WhatsApp è stato possibile riuscire a collocare, a trovare la loro posizione. I soccorritori poi a notte fonda sono riusciti a salvare le 2 ragazzine di Scorzè. Restiamo adesso nel veneziano, ma ci colleghiamo in diretta telefonica con la nostra Ilaria Marchiori. Perché in questo momento, in queste ore, c'è un vertice, si parla a Porto Marghera, c'è anche il prefetto della messa in sicurezza dell'area ex Vainis. Allora ci aggiorna in diretta proprio la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, come sta andando? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Il tavolo naturalmente è ancora in corso dal momento che è iniziato da poco e proprio come hai anticipato tu è un tavolo di protezione civile che è stato coordinato dalla prefettura proprio per discutere sulla messa in sicurezza dell'area dell'ex stabilimento Vainis, impianto a rischio di incidente rilevante che si trova a Porto Marghera. Infatti siamo qui tuttora. Ci hanno finora elencato quelle che nel corso degli anni, cioè a partire dal 2013, sono state le 6 fasi di intervento per riuscire a, tra virgolette, ripulire l'area, e ora manca l'ultima fase, che è quella della demolizione dell'ultima torcia. Quella più alta, lo ricordiamo, è quella che insieme alla torcia precedentemente abbattuta è stato simbolo più e più volte della lotta, della battaglia dei lavoratori di Vainis che per non perdere i loro posti e per salvare la chimica hanno cercato in tutti i modi di lanciare dei messaggi alle istituzioni, messaggi che però sembrano non essere mai arrivati. 4 anni di lavoro di squadra e di sinergia per uno di quelli che hanno definito, pensate, uno degli impianti più pericolosi non solo d'Italia ma anche
anche d'Europa. Ora manca appunto quest'ultima fase per riconsegnare l'area e questo potrebbe soprattutto essere un input per chi vuole reinvestire nuovamente. Per ora da Porto Marghera è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Lera Marchiori, buon lavoro, noi ci fermiamo per la pubblicità e poi parleremo della guerra dei frati cappuccini al comune di Bassano del Grappa. Rieccoci in studio, un telegiornale prima edizione di Antenna 3, dunque la guerra dei frati cappuccini contro il comune di Bassano del Grappa e l'oggetto del contendere è la bolletta dei rifiuti. È scontro tra i frati cappuccini del Margnan e il comune di Bassano sulla tariffa rifiuti. Dall'amministrazione sono arrivati 2 avvisi bonari di pagamento per i rifiuti relativi al 2016. In totale è stato consegnato il mancato pagamento di 5.180 euro, contro il quale i religiosi hanno presentato 2 distinti ricorsi. Pur ritenendoli entrambi inammissibili, il comune ha provveduto a riesaminare gli avvisi e a formulare la risposta negativa al reclamo. Ma i cappuccini, che contestano l'errato conteggio delle metrature in base alle quali viene determinata la tassa sui rifiuti, certi di avere ragione, hanno presentato un ulteriore ricorso alla Commissione tributaria di Vicenza, che ora esaminerà il caso in un'udienza fissata per il 14 settembre prossimo. Nuove regole, più controlli sullo spritz a Padova e allora per aggiornarci su queste novità ci colleghiamo a Padova con il nostro Federico Fusetti. Federico. Buongiorno da Padova, sia i locali aperti fino alle 2 di notte, no al degrado. La nuova giunta di Padova detta le regole per lo spritz nelle piazze, lo fa dopo aver incontrato baristi e residenti del centro storico e anche su questo fronte, come per la situazione d'Arcella e il contrasto alla vetri a cattoni, annuncia un aumento dei controlli. Confermata dunque l'ordinanza voluta dall'ex sindaco Massimo Vitocci con i locali che potranno chiudere alle 2, ma controlli rigidi su orari e sulla cosiddetta patente a punti, documento che impone ai baristi di fare attenzione al degrado e alla sicurezza nei propri locali. Inoltre gli assessori Bressa e Colasio hanno incontrato anche i residenti del centro storico, raccogliendo le loro lamentele e richieste sul fronte della sicurezza, del degrado, degli schiamazzi notturni. I residenti infatti vogliono che sia evitato ad esempio il parcheggio selvaggio nelle piazze o gli schiamazzi fino a notte fonda. Per questo la patente a punti dovrà essere applicata con rigore. I commercianti inoltre chiedono uno snellimento delle procedure burocratiche e il pugno di ferro contro la concorrenza sleale. Da Padova per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie Federico Fusetti. Parliamo di turismo, il treno delle Dolomiti sarà su questo settore il più grande progetto in materia per i prossimi anni in Veneto. Ieri sera a 20:10 ospite il presidente di Dolomiti Bus che lancia un appello alle comunità ed è questo: non perdiamo troppo tempo. Sentiamo le sue parole. Il Presidente Zaia ha detto 8-10 anni, un investimento di questa natura sarebbe un risultato eccezionale poterlo avere. È chiaro che i bellunesi, ma non credo solo i bellunesi, questo è un investimento del Veneto e dell'Italia, perché si tratta di fare un collegamento, perché poi non ci si può fermare a Cortina, dobbiamo dirlo chiaro, insomma bisogna collegare poi il Veneto e Cortina alla linea internazionale, quindi il dibattito può andare su Bolzano, ma dobbiamo incrociare poi la linea del Brennero, insomma in qualche misura questo è l'obiettivo. Ci sono già progetti per esempio della provincia autonoma di Bolzano o della SAD, che è l'azienda automobilistica che ha fatto un progetto di collegare via treno Bolzano con Cortina in 2 ore e qualche minuto, ma è un progetto anche quello molto ambizioso, insomma, quindi l'obiettivo certo è Cortina per quanto riguarda i veneti in questo, ma l'obiettivo futuro deve essere... Però c'è un secondo capitolo. Bisogna capire tra i tempi, le risorse disponibili, come dire, non vorrei che il territorio si perdesse in discussioni infinite perché i tempi si esauriscono. Allora a proposito di 20:10 questa sera invece parleremo di sport, appuntamento come sempre dopo il telegiornale di Treviso, ospiti in studio Gianfranco Bardelle, presidente del CONI Veneto e poi la straordinaria Silvia Marangoni, 11 volte campionessa mondiale di pattinaggio.
Adesso vi ricordo che se avete un problema, se avete un disagio, potete chiamarci per cercare di risolvere questo problema. Lo potete fare in 3 modi, come vedete in sovraimpressione, chiamando, lo dico ad antenna, con una mail a redazione@antena3.it, oppure registrando un messaggio alla segreteria telefonica allo 0422 023 0898, oppure con un WhatsApp o SMS al 351 175 5340 e noi verremo da voi per cercare di risolvere, intanto per testimoniare il vostro disagio e poi per cercare anche di risolverlo. E adesso a Silea, con quasi 2000 bambini della provincia di Treviso e di Padova al Parco dei Moreri per la festa finale dei centri estivi. Ieri vediamo la gioia dei bambini. La cosa bella è che i bambini sono protagonisti, ma non solo nei giochi, ma proprio nell'organizzazione dei giochi, e quindi tutto quello che trovate qui oggi è anche costruito grazie a loro. Al Parco dei Moreri di Silea, la grande festa dei centri estivi, quasi 2000 bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni sulle orme di Gulliver e del suo baule magico, tema ispirato all'anno del turismo sostenibile indetto dall'ONU. Questi bambini sono abituati a giocare da soli la maggior parte delle volte o stare davanti ai videogiochi. Qua riescono a giocare insieme e giocare insieme inventandosi i giochi. Anche gli insegnanti anche durante l'anno diciamo che cercano momenti destrutturati di esperienze di apprendimento e questa è una di quelle. È davvero un luogo dove fare comunità e oggi è la dimostrazione che questo è possibile anche per 2000 bambini della cooperativa Comunica. Qual è la cosa che ti è piaciuta di più? Stare nel centro estivo, giocare, fare tutti i giochi, stare con gli amici, giocare insieme. Meglio qui o davanti alla TV o al tablet? Beh no, è meglio qua, cioè il tablet si usa solo quando ti senti solo, con gli amici è più divertente. E qual è il gioco che preferisci? Basket. Mentre i bambini sfilano, in cucina i volontari del centro anziani preparano il pranzo. Sto facendo il pesto alla genovese, pomodoro per i bambini, questo sono per gli adulti. È tanti anni che noi lo facciamo, ci divertiamo e siamo contenti. E con la gioia dei bambini si chiude questa prima edizione dei nostri telegiornali. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per sapere che tempo farà nelle prossime ore. Grazie per averci seguito, arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Leggera instabilità soprattutto sui rilievi, ma localmente anche in pianura, buono invece altrove con più sole. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto addensamenti e locali temporali solamente sui settori alpini dell'ovest bellunese e del nord vicentino, asciutto e con ampio soleggiamento altrove seppure con nubi irregolari. Temperature massime tra i 29 e i 35 gradi, valori minimi tra i 18 e i 23 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Tempo stabile, ampiamente soleggiato, da evidenziare soltanto anche in questo caso una diffusa e parziale nuvolosità. Temperature massime previste tra i 30 e i 34 gradi, valori minimi attesi intorno ai 20-21 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Nuvolosità più diffusa con rovesci e anche temporali abbastanza estesi, fenomeni più deboli e alternati a schiarite sulle Alpi di confine. Le temperature risultano essere più o meno stazionarie, massime tra i 30 e i 32 gradi, valori minimi sui 17-20 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati e sudorientali. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.